Il presidente della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Reggio, Vincenzo Giglio, ed il consigliere regionale Franco Morelli del PDL sono stati arrestati in un'operazione contro l''ndrangheta coordinata dalla DDA di Milano. Giglio è accusato di corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio, mentre Morelli sarebbe stato l'anello di collegamento tra i clan e ambienti politici nazionali. Sono 10 in tutto le persone arrestate nell'ambito dell'indagine contro il clan dei Valle. 5 extracomunitari accusati di omicidio plurimodoloso pluriaggravato sono stati arrestati dalla polizia nell'ambito di un'inchiesta della Procura della Repubblica di Agrigento. Alcuni migranti sarebbero stati gettati vivi in mare da un barcone durante la traversata dell'imbarcazione dalla Libia giunta a Lampedusa il 4 agosto. Alcuni di loro erano morti per asfissia nella stiva della barca, altri per annegamento. 2 ghanesi sono stati arrestati da agenti della questura di Cosenza nel centro Cara di Rogliano. Dai boss alle forze dell'ordine, il destino di forte valore simbolico di 3 dei 30 veicoli confiscati in via definitiva alla criminalità organizzata e destinati nella odierna seduta del Consiglio direttivo dell'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati alla mafia. Per 12 dei veicoli è stata disposta la rottamazione, essendo privi di valore storico, mentre 2 sono finiti alla Guardia di Finanza e 1 alla Polizia di Stato. I restanti 15 saranno messi in vendita, tra di loro 4 Ferrari, una custodita in precedenza in Calabria. È stata presentata oggi anche in Calabria l'edizione 2012 del calendario storico dell'Arma, stampata in ben 1.350.000 copie, di cui 8.000 in lingue straniere. L'opera è articolata in 12 tavole ed è il secondo dei calendari della memoria, un ciclo inaugurato lo scorso anno, che ha accompagnato le celebrazioni del bicentenario dell'Arma, celebrando i 50 anni di storia che vanno dal 1864 al 1914. La copertina è dedicata all'Assemblea parlamentare storica per l'Arma.